Salve a tutti e ben ritrovati, il nostro penultimo appuntamento insieme a Mario Arnaldi. Ieri, Mario, partiamo proprio, ciao Mario intanto, Ciao. Partiamo proprio dall'argomento con il quale ci siamo lasciati ieri, ovvero gli orologi solari, le meridiane, la gnomonica. Parlavamo delle differenze tra quella medievale e quella contemporanea e poi siamo andati giustamente, hai aperto quest'ottima riflessione sull'epoca medievale, sui grandi punti di luce che c'erano in un secolo definito buio. Adesso torniamo agli orologi solari, torniamo alle meridiane, perché tu ne hai realizzati tantissimi, poi ad un certo punto ti sei specializzato e hanno cominciato a chiederti, commissionarti orologi solari, Sì. che sono delle vere e proprie opere d'arte, perché ovviamente all'interno di questi orologi inserisci, c'è sempre la mano di Mario Arnaldi, e quindi anche qui si creano dei particolarissimi giochi, delle opere d'arte vere e proprie, Sì, no? certo, devo dire che ai matematici non piacciono tanto, perché per una deformazione professionale probabilmente loro preferiscono le righe. Però io cerco di nascondere questa struttura matematica che comunque c'è, dietro a una pittura, dietro a un qualche cosa che comunque... Guarda, qui ne vediamo un altro, beh, ce ne sono, Esatto. ne hai fatti tantissimi. Questi sono sempre i primi che feci a Pennabilli. Questo è, Tonino volle che si facessero degli orologi solari prendendo spunto da opere di artisti, e questo qui è uno dei tanti che feci là, a quell'epoca. Dietro a una struttura che in realtà è uno scheletro proprio di linee matematico, Sì. puramente matematico, e di proiezioni d'ombre, ho sempre cercato di creare comunque un aspetto artistico, di dare un aspetto più vivace. Non che siano brutti quelli semplicemente lineari, perché già solo di per sé la matematica è bella. Quello che fornisce una formula matematica in grafica è quasi sempre una cosa molto bella, già di suo. Basti pensare ai frattali, basti pensare a queste cose qua. Però l'arricchimento artistico lo rende sempre più caldo, meno freddo, e a me piace questa cosa qui. Dietro alle nostre spalle invece, lasciamo un po' da parte il discorso sulle meridiane, abbiamo un'altra delle tue Sì. opere. È un'opera a cui sono molto affezionato, l'ho presentata già in diversi concorsi. Se la vendessi mi mancherebbe una parte di me sicuramente, perché questo è un altro di quei quadri dove ci ho messo molto di me. Come ho detto, io sono un pittore figurativo. La parola figurativo fa subito pensare alla figura umana, in realtà. Da molto tempo ho cercato di abbandonare questa figura umana per avere un'idea più concettuale della figura, e l'ho sostituita con figure architettoniche o con figure comunque che non hanno nulla di umano. In questo caso qui, questo si chiama volo notturno, vediamo un armadio semiaperto che lascia intravedere una scansia all'interno foderata di carta azzurra, un aeroplanino di latta che è quello di Baracca, messo là in un angolo in ombra, e tante stelline di latta dorate con una luna che sono attaccate a dei fili di lenza che pendono giù, che rappresentano un cielo stellato notturno, ovviamente. Quell'armadio, quel tabernacolo che noi vediamo lì, altro non è che Mario Arnaldi che sta facendo così. È una mia sensazione interna, quella di poter volare non tanto con la mia fantasia, ma di poter volare con quella parte di me, di potermi trovare libero in questo cielo notturno. Normalmente chi dipinge tende a dare molto spazio alla fantasia. Io, sebbene l'accetti in molti artisti, in me non lo accetto perché sono un razionale. E quindi cerco di creare
delle situazioni fantasiose con elementi reali. Quindi un aeroplanino di latta che non sta volando in mezzo a quell'armadio, c'è stelline appese a dei fili e non potevo dipingere tranquillamente come un armadio che si apriva su un cielo notturno e un aeroplanino che volava, un asino che vola, ma io non cerco questo. Cerco per me è più sfrenata la realtà della fantasia. La fantasia è pochezza oggi. Quando abbiamo dei effetti speciali nel cinema che sorpassano se stessi, cosa posso inventare? Che cosa posso fare di più? Allora, per me è più importante tornare sulla realtà, su quello che c'è veramente e trovare la magia lì. Quella è la più grande magia, trovare quello che i popoli tribali trovano nei feticci, trovare dei significati sacri, profondi, in cose che ci circondano. L'arte ritorna a essere, Mario, un momento rituale, Sì. no? In cui l'hai detto, in cui tu, la società, si raccoglie intorno forse all'unico feticcio che oggi la nostra società riconosce, che è proprio l'arte, no? Il prodotto artistico ormai. Lo riconosce? Riconosce? È una domanda. Però è una domanda. Non lo so, non lo so. Oggi l'arte, come ho detto prima, è diventata quella cosa che sta bene sopra il divano. È diventata una cosa di puro arredamento. Si fanno quadri con delle tappezzerie. Io ho visto dei quadri fatti con delle stoffe, comprate, stoffe molto belle, molto ricamate, molto particolari, con dei disegni molto interessanti, incorniciati su dei telai e appesi in casa. Stanno così bene, e in effetti stanno bene, non posso dire che non sia vero, ma quella è arte o è arredamento? Questo discorso viene, tra l'altro, si immette proprio in un discorso che Mario ed io abbiamo fatto quando ci siamo conosciuti, perché questo discorso viene fatto proprio da un artista, uno che per vivere d'arte, per vivere della sua passione, ha fatto il decoratore. Sì. La decorazione può andare di pari passo con tutta una questione di arredo, eccetera, eccetera. Ma noi ci siamo fermati abbiamo riflettuto su quale fosse la differenza tra essere artista e essere decoratore, perché tu mi hai detto molto spesso io non sono stato visto come un artista, ma come un mero esecutore di ordini che mi davano. Sì. Non curandosi del fatto che lì dentro c'era tutto me stesso, Sì. tutto Mario Arnaldi, no? Sì, esatto. Senza considerare poi una cosa importante della decorazione. Io non ho studiato decorazione all'Accademia, era un corso che non ho fatto pittura. Tuttavia, imparando poi a fare il decoratore ed essendomi informato sempre su un sacco di libri a casa, la decorazione si basa tutta su dei moduli che comunque sono sempre matematici, sono sempre moduli che si ripetono con delle sequenze matematiche. E l'arte, quella che intendo io, si basa su sequenze matematiche, su contrappunti matematici. Quindi la decorazione in sé per sé ha le stesse basi, Si tratta semplicemente di non farla diventare una decorazione pura e semplice, ma di farla diventare con qualche cosa in più, che chiaramente essendo un lavoro si resta sempre sul fatto che devi accontentare il cliente. Tuttavia è molto importante per me dare quel qualcosa in più. Certo, non quando faccio un filetto. Tu mi dicevi all'inizio non ti piaceva l'idea di realizzare qualcosa che ti veniva commissionato. No, perché proprio facevo una classica, proprio una categorica dicotomia fra i miei quadri e il mio lavoro. Non li volevo mescolare assolutamente assieme, però il lavoro mi portava via talmente tanto tempo
che alla fine tutto quello che pensavo di fare nei quadri rischiava di sfumare, di andare perduto. Oggi ragiono diversamente, se vuoi ne parleremo dopo, però all'epoca era così e quindi a un certo punto ho dovuto capitolare e ho detto va bene, ok, allora da adesso le idee che ho da fare nei quadri in un certo senso le sposerò con la decorazione e quindi quando facevo dei trompe-l'œil, quando facevo delle cose più artistiche di un semplice decoro ripetitivo, un ricamo floreale o roba del genere, mettevo dentro queste mie idee e quindi cercavo di dare appunto un senso maggiore, una vivacità maggiore. Come ho detto ci sono degli elementi che ritornano sempre, gli uccelli, cuori, correggimi se sbaglio, le chiavi. Sì. In più di un dipinto ho visto questi elementi. Hanno un codice semantico ben preciso per te? Sì, 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 certamente. Non saprei dirlo perché, ripeto, a volte i cuori, vabbè, è evidente, il cuore era nella mostra che feci, Profferte e sofferte, Sì. dove praticamente il titolo diceva tutto. C'erano queste cose, cioè il mondo ti offre delle cose, ma per ottenerle devi soffrire talmente tanto per averle e se poi spesso non le hai neppure. Ulteriore sofferenza. Esatto. L'uccello, per esempio, si spiega bene in un quadro che ho fatto che si chiama Chagrin d'amour, che prende spunto da questa vecchia canzone che narra appunto di questa struggenza d'amore, no? Da un racconto di Hermanès. Hermanès fa questo racconto di questo menestrello, cioè c'era una principessa, una regina, non ricordo bene, comunque una di questi personaggi qua, che doveva sposare l'eroe di turno e quindi si presentano a torneo tutti questi grandi cavalieri, tutta questa gente qua che non riesce a emergere e si fa avanti questo menestrello che viene respinto senza dare nessuna possibilità di partecipare alla tensione da questa altezzosa regina o principessa e lui se ne va via dal campo dove c'erano tutti questi cavalieri cantando questa canzone Chagrin d'amour ne dure qu'un moment, no, plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. E nel quadro c'è rappresentato appunto questa regina che non è altro che una struttura architettonica con delle coppe che rappresentano i seni piene di ciliegie e un tordo. Anche le coppe che rappresentano i seni sono molto frequenti. Sono segni antropomorfi. Il merlo, e ci sono molto spesso nelle tue... sì, più perché tendo a cambiare l'immagine del corpo umano, come di solito uno immagina nell'arte figurativa, con queste immagini più stilizzate. E dicevo, questo tordo con la catenella legata alla zampa che non potrà mai raggiungere quelle ciliegie, quindi è fermo lì. Il merlo, il tordo chiaramente è voluto perché era un menestrello e quindi non metto mai cose a caso nei quadri. Quanto c'è molta poesia, no? Penso, spero. Dico, è uno degli obiettivi che ti poni. Io la poesia l'ho imparata con Tonino, esatto. C'è poco da fare. Io ricordo che non l'amavo. Io rimando sempre di chiederti di Tonino, ma non voglio chiedertelo adesso perché abbiamo troppo poco tempo, quindi te lo a scuola non l'amavo mai la poesia, perché si impara a pappagallo, pappara 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 pa, pappara pappara pappara. È un esercizio mnemonico semplicemente. Però non ti coinvolge. Devi arrivare a scuola che devi sapere la memoria se vuoi prendere quel bel voto che tanto agogni e se non la sai ti becchi un 5. Invece, vivendo a contatto con un poeta, impari che la poesia non è soltanto quella cosa scritta, ma è tutta la vita. Impari che tutto quello che fai è poesia, se sai leggerlo con gli occhi del poeta. E questo è stato un insegnamento importante di Tonino per me. Io ormai la mia vita non può prescindere da questo. Non può prescindere da questo, non può prescindere da vedere
poesia o quello che In si vuole tutte le chiamare. cose che fai. Tutte le cose che faccio e che vivo. Bene Mario, io ti saluto anche oggi, ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto e che ci hai dato. Saluto il nostro pubblico e vi rimando all'ultimo appuntamento con Mario Arnaldi domani. Mi raccomando, seguiteci. Ciao a tutti.